buon pomeriggio, buon fine settimana, ben trovati il nostro appuntamento con il punto primo fine settimana di maggio, insomma ancora tra le feste, insomma tra i ponti, momenti insomma di primavera che comincia a sentirsi anche nell'aria. Allora saluto nella nostra anteprima Totò Calì, perché oggi abbiamo una puntata intensa, molto intensa, parleremo dell'emergenza carceri. Ciao Totò. Oggi parleremo di emergenza carceri, quindi insomma un tema abbastanza delicato, avremo alcune testimonianze esclusive che ci renderanno esattamente quello che succede appunto nei penitenziari, non solo in quelli siciliani, ma quello che succede nei penitenziari in Italia. Allora Totò, la settimana intensa, no? Il Papa, la politica, insomma quante cose sono successe? Tante cose, dal 25 aprile in poi andiamo, dai. Allora, prima vignetta. Ecco. Oggi sei così, taciturno, che è successo? No, è che è qui. Vabbè, allora, Papa Francesco. Trump è arrivato a Roma, ma è stato sottolineato più volte quanto Papa Francesco fosse vicino agli ultimi. Okay. In questo caso appunto gli ultimi saranno i primi. Ah, gli ultimi saranno il riferimento. Trump è dietro. Ok, qua siamo nella giornata dei funerali di Papa Francesco, Trump è dietro. Tra l'altro, per non farci mancare niente, Si scaccola. No, oggi Trump ha pubblicato una foto sua vestito da Papa. Ah, ecco, Quindi finché il cattivo gusto ce l'hanno 4 imbecilli su TikTok va bene, ma che un presidente di una potenza come gli Stati Uniti faccia una cosa del genere, lascia capire il personaggio. Vabbè, dai, andiamo avanti, prossima vignetta. Il conclave. Questi sono giorni intensi, no? Vai. Sì, soprattutto inizio di giochi di potere per scegliere il successore di Papa Francesco. Quindi, insomma, credo che in conclave, quindi non conclave, non con la chiave, chiusi con la chiave, ma con le clave proprio. No, se le danno di santa ragione. Mazzate, come direbbe. No, ma non sono uomini di chiesa, dai, uomini insomma di raziocinio, di intelletto, di fede. Dai, andiamo avanti, prossima vignetta. Prossima vignetta. E allora, Trump ha detto che si prende le terre rare dell'Ucraina. Insomma, qua è abbastanza chiara. Putin si è già preso quello che si doveva prendere e Zelensky pianta la bandierina su ciò che resta dell'Ucraina. Una zolla praticamente. Va bene, anche questa insomma è la verità. Andiamo avanti, la satira che racconta la verità. Eccolo qua. Qua che succede? Ieri c'è stato il concertone, no? No, ieri, l'altro ieri. L'altro ieri, sì. E quindi, no. 1° maggio. Dunque c'è chi è Putin che canta a Zelensky: vorrei incontrarti fra 100 anni. Perché? No. Perché non corre buon sangue, mi sembra. Mi sembra anche a me. Prossima vignetta. Abbiamo forse l'ultima. Forse abbiamo l'ultima, vediamo. No, la penultima. E questa è una storia triste, locale. La movida a Monreale, insomma. 3 ragazzi morti, insomma, agguati. E a Monreale c'è il famoso Cristo di Monreale, Pantocratore, esattamente, che in questo caso si mette le mani sugli occhi per non vedere. L'ultima vignetta, che poi non è una vignetta. Ma questa parla da sola. Non è una vignetta, l'ho solo presa da internet. Il catanese Gianrusso all'isola, che è stato ospite tante volte anche al punto come commentatore eccetera, all'Isola dei Famosi, l'ex ieri europarlamentare ed ex commentatore del punto, aggiungerei, è un europarlamentare a naufrago. Questo fa già ridere così, senza bisogno, no? Questo fa ridere così, non c'è bisogno di aggiungere altro. Va bene, Totò, grazie. Allora, grazie a te. Buon fine settimana anche a te. Allora, tra un po', lo dico per i nostri telespettatori, parleremo delle carceri, emergenza carceri, tutto quello che riusciamo a raccontare, insomma, sulla vivibilità di queste carceri, dal sovraffollamento agli episodi di cronaca, addirittura anche ai suicidi. Lo racconteremo con tante testimonianze. Il carcere riabilita o no? E questa è un'altra delle tante domande che ci si fa proprio in questo periodo. Abbiamo ospiti 2 avvocati penalisti, l'avvocato Baratta, l'avvocato Montalto, avremo il procuratore Sebastiano Ardita che si è occupato anche di carceri nella sua lunga carriera in magistratura, tantissime testimonianze esclusive, quindi state lì, sigla e torniamo subito.
Allora, ben trovati dopo le vignette di Totò Calì. Adesso apriamo il nostro dibattito, i racconti, ve l'abbiamo detto in anteprima, l'abbiamo detto anche annunciato attraverso i social, il nostro quotidiano, la Sicilia. Insomma, oggi avremo discusso, avremo parlato appunto di carceri, di tutto quello che è il racconto delle carceri. Nella prima parte una testimonianza per noi esclusiva, perché nei giorni scorsi, l'abbiamo evidenziato anche con i nostri pezzi di cronaca, è saltata insomma all'occhio la violenza subita da un giovane nel carcere di Giarre in provincia di Catania, un tentativo di violenza ai danni appunto di un recluso. Adesso poi spiegheremo anche la storia, ce la facciamo raccontare da Santino, un nome di fantasia che è qua. Buongiorno, ben trovato. Si sente, c'è un po' di voce. Buongiorno. Buongiorno, abbiamo l'avvocato Eleonora Baratta che è qui con noi, insomma aiuterà anche il suo assistito se dovesse servire, ci darà anche qualche delucidazione su questa vicenda certamente poco edificante, che racconta, lo dico subito a lei avvocato, quella che è insomma la vita, la dimensione delle nostre carceri. Non sono carceri sicuri, non sono posti sicuri, adesso lo capiremo anche con la testimonianza di Santino. Quindi partirei subito da lui. Per fortuna non è sempre così, però sì, c'è una percentuale di violenza che non viene denunciata. Che non viene denunciata, perché no, prego, il tema è proprio questo, cioè Santino ha avuto la forza di denunciare. Allora Santino, raccontiamo un po' questa tua vicenda. Nei titoli dei giornali dice: io sono stato sodomizzato in carcere. Sì. Allora, intanto partiamo dalla vicenda. Dove ti trovavi tu? Dove era? Qual era il carcere? Carcere di Giarre. Carcere di Giarre. Tu eri in carcere perché? Sono finito in carcere perché ho rubato 200 euro Perché? per drogare. Perché tu eri o sei un tossicodipendente? Ero. Ero un tossicodipendente. E che pena dovevi scontare in questo carcere? Una pena di 6 mesi. Quindi dovevi stare là 6 mesi. E da quanto tempo eri là? Già? Di giugno. Quindi la vicenda è successa ad agosto, quindi qualche mese. Sì. Qualche mese. Con chi eri in cella? Quanti eravate in cella? 2. 2. Tu e un tuo coetaneo? Uno straniero si chiama Job. Di dove era questo straniero? Non lo so come si chiamava. Vabbè. Dove era? Allora, raccontaci un po' che cosa è successo. Eravamo proprio in estate, piena estate, Sì, ad agosto. ero seduto, era sdraiato a letto. E in pratica verso le 2 di pomeriggio è successa questa cosa. Ero senza maglietta perché c'era troppo caldo e in pratica sono entrati 2, uno quello della Villa Bellini, uno era, e l'altro un rumeno, che loro già un'ora prima già si hanno fatto la grappa, io ero coricato, non mi veglio, e loro hanno preso un legno del manico della scopa e hanno fatto questa cosa. Cosa hanno fatto? Poggiavano il legno del sedere. E io ci dicevo basta e ancora loro facevano questa cosa. Come sei riuscito a fermarli? Fermarli, che il mio compagno di stanza ha detto finita con queste cose. Poi loro se sono andati perché erano troppo ubriachi, perché già un giorno prima ci hanno trovato la grappa dentro il frigorifero. Poi loro sono entrati un'altra volta e hanno fatto, il tempo è uscito il mio compagno e hanno fatto un'altra volta questa cosa. Io dopo 2 giorni sono andato a parlare con l'assistente e ci ho raccontato questa cosa. Loro sono riusciti a portare a termine la loro violenza? Ci stavano tentando a portare questa cosa. E poi che è successo? Poi io mi sono andato nelle guardie, il carcere penitenziario, sono andato là e ho fatto questa cosa. Ma loro, insomma, cerco di essere, come dire, un po' più morbido nel racconto, cioè loro proprio volevano portare al termine la violenza con questo bastone. Sì. Non ci sono riusciti perché tu sei riuscito a tenere addosso Sì. i pantaloncini, no? Sì. Hai subito, diciamo... Un po' di trauma. Un po' di trauma, se ti hanno ferito pure. No, di ferirmi no, però loro tentavano a farmi male. A farti male, quindi diciamo dove hanno provato, insomma certamente c'è stato certamente un po' di, ovviamente una ferita, seppur lieve. Ti ha aiutato il tuo compagno di cella? Un pochino sì,
mi ha aiutato. Però poi lui se n'è andato perché non lo so. E poi loro... Si è spaventato forse? No, di spaventare no, però loro tentavano di questa cosa. Lui non se lo immaginava di queste cose, però lui lo sapeva, il mio compagno, che loro erano per questo reato di violenza. Ma perché volevano farti del male? Non lo so perché in pratica era più piccolo di là. Io dopo sono finito di un carcere protetto, sono finito per poter essere crudele perché era piccolo di statura, ma poi io sono stato sempre nei comuni, per questo. E poi dei protetti sono passato un'altra volta dei comuni. Dei detenuti comuni e detenuti protetti e dei detenuti comuni. Sì. E qualcuno che sta ascoltando ovviamente questa testimonianza si chiede: ma come fanno, diciamo, due detenuti di un'altra cella a entrare nella tua cella? Perché era a celle aperte, dalle 9 di mattina fino alle 6 di pomeriggio. Quindi, diciamo, ogni Le detenuto celle, può frequentare Sì. le celle degli altri. E questo secondo te, diciamo, dà sicurezza o no, in generale? Per me non è una cosa della sicurezza. Perché in carcere c'è sempre violenza, Sì. no? In questo caso tu l'hai provata sulla tua pelle, in carcere c'è sempre violenza. Avvocato Baratti, insomma, ha raccontato ovviamente questa... Io avevo già questa ascoltato e oggettivamente sì, lascia un po' interdetti, però è anche vero sì che questo fatto è occorso in questa casa circondariale, ma ha avuto subito assistenza. Dobbiamo ricordare comunque che il suo compagno di cella all'inizio pensava fosse uno scherzo, per questo non è intervenuto. È un altro ragazzo di origini straniere, ma lo ha aiutato alla fine quando ha percepito la gravità del gesto. Scusi, Prego. No, il mio assistito ovviamente dovete anche comprendere che è particolare il racconto. Ci sono dei dettagli che appunto sono emersi più per quello che è stato raccontato da altri che per lui, perché ovviamente è difficile confrontarsi con un fatto del genere, con una tentata violenza del genere. Io che ho letto gli atti so che ha pianto, so che ha sentito dolore, so delle altre circostanze, so che si sapeva che alcuni soggetti, però ovviamente c'è un procedimento che dovrà accertare la responsabilità, quindi per il momento sono solo imputati, c'è una richiesta di rinvio a giudizio, abbiamo l'udienza a breve, proprio fra qualche giorno, che può essere che slitterà perché c'è l'astensione e loro sono detenuti peraltro. Per esempio uno dei due, come ha già detto, è uno degli imputati. Questa è la curiosità, no? Cioè, accusati di aver fatto parte del branco, che è il giorno prima, fra l'altro. Allora, ci sono due questioni, insomma, che in qualche modo lasciano interdetti. Intanto, diciamo, lui ha detto questi ragazzi, questi detenuti erano ubriachi. Come sono riusciti a ubriacarsi? In questo caso specifico, dato appunto, è emerso perché è stato trovato, come ho già anticipato, nella cella frigorifera, con della frutta macerata e del lievito di birra, riescono anche in altri modi che sconosco, sono riusciti a creare un po' di bevanda alcolica che hanno Una specie assunto. di grappa, ha detto Santino. Di grappa, sì. Tu l'hai bevuta questa grappa? No. Non l'hai mai bevuta? Non l'hai mai bevuta? Il che comunque non elude la responsabilità, perché anzi forse la peggiora, però... E poi, diciamo, anche la questione, diciamo, di queste celle che ovviamente diventano a un certo punto comunicanti, dove ci sono detenuti che hanno precedenti per reati sessuali. E questo, diciamo, è l'ambiguità di questa storia, perché infatti sono stati questi due detenuti che sono entrati nella cella di Santino e hanno provato a violentarlo in questo senso, o a sodomizzarlo, come è stato Il reato contestato è identico a quello della Villa Bellini, cioè lo stupro di gruppo, punito all'articolo 609 Octies, ma non facciamo troppo i tecnici. Ha centrato il punto, visto che siamo nella sua trasmissione. Allora, che le celle siano aperte è anche giusto, perché
ricordiamo che Adesso le di questa case storia di ne parleremo reclusione- anche con il procuratore Ardita che seguirà insomma, sì. con gli altri. Magari in un altri reparto come questo. Esatto, è proprio questo il tema. In un sì, reparto però come dobbiamo questo. anche comprendere che sono reclusi per la maggior parte del tempo, che hanno poche ore d'aria, che insomma hanno dei limiti, le celle sono molto anguste, abbiamo un problema di sovraffollamento carcerario, insomma ne parleremo ampiamente, e quindi il fatto che siano aperte è una cosa che dovrebbe essere consentita, almeno quello. Il problema è che nei reparti dove il mio assistito, che aveva solo da espiare questi 6 mesi e che è stato messo a sua protezione in questo reparto, invece proprio perché ha, come noi vediamo, un aspetto giovane, dei begli occhi. Quanti anni ha Santino? 25. 25. Santino, tra l'altro, lo dico, è sposato, ha dei figli, quindi insomma, È diventato papà proprio quest'anno. È diventato papà. Come l'hai raccontata questa storia fuori? Perché tu hai avuto il coraggio, e questo lo dobbiamo sottolineare, di denunciare, perché in carcere no, non si denuncia molto facilmente. Tu era la prima volta che finivi in carcere? Sì. Hai notato che nessuno, diciamo, denuncia le violenze o comunque quello che succede in carcere? Non ci ho fatto caso di Ti questo. ha minacciato qualcuno dicendo se racconti questa cosa? Magari... No, perché sono stato io spontaneo, proprio una mattina mentre stavo andando all'aria, ho parlato con l'assistente E ha ricevuto molto soccorso, questo diciamolo, dico. di questa cosa. Anche tutti i medici con cui ha interagito, insomma, fra l'altro è stato poi repentinamente trasferito, insomma, la casa di reclusione ha delle problematiche ma ha anche delle misure, questo dobbiamo dirlo, cioè, c'è una carenza d'organico ma vi sono anche degli agenti penitenziari abbastanza efficaci che si muovono. Santino adesso è libero, cosa fai nella vita adesso, Santino? Ora convivo e sono diventato papà e c'ho un bambino di 3 mesi. Ma lavori? Come fai a vivere? Lavoro con mio socio, Cosa fai? alla muratura. Fai il muratore, ecco, quindi insomma... il carcere ti è servito in qualche modo a capire che si può fare un'altra vita oltre a quella della... Diciamo, Vuole fare il bagnino, Sì, mi è servito un sacco perché il carcere prende molto esperienza, come vivi tipo la vita dentro questo carcere, questo buio. Ci vorresti più tornare in carcere? No. No. Gli è servito a capire che non... Ma perché Allora, c'è stato poco? Gli è servito a capire, perché se le misure insomma non sono eccessive, gli è servito a capire che è un posto buio. Credo che la definizione sia veramente perfetta. Allora Santino, intanto tanti auguri per la tua vita, sei giovanissimo, ti auguro insomma, di trovare una strada insomma, nella legalità ovviamente, perché questo è il nostro augurio e il nostro appello. Di questo e di altri temi ovviamente adesso ci fermiamo, ne parleremo subito dopo pubblicità. Abbiamo anche delle testimonianze esclusive che raccontano anche chi ha perso un figlio in carcere perché non è riuscito a denunciare, probabilmente non è riuscito in qualche modo ad avere la stessa forza diciamo, che hanno avuto altri detenuti. La testimonianza di una mamma, abbiamo la testimonianza di un pluriomicida che adesso è in libertà, ha scontato la sua pena e che racconta la sua vita nel carcere con tanti ospiti. Dibatteremo anche di queste storie subito dopo la pubblicità. Grazie Santino. Leonora Baratta, avvocato, lei rimanga qui, certo, ovviamente insieme agli altri ospiti. Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato la storia di questo ragazzo, Santino, sodomizzato in carcere. Non è l'unica che vi racconteremo oggi, perché abbiamo tante storie, tutte diverse, per raccontare l'emergenza carceri in Sicilia, in Italia, ovviamente il nostro sistema carcerario. Vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. È rimasta con noi l'avvocata Leonora Baratta, ci ha raggiunto l'avvocato Pierpaolo Montalto. Benvenuto avvocato Montalto, ci ha raggiunto il procuratore Ardita, benvenuto Sebastiano Ardita, in collegamento il nostro Antonio Condorelli. Ciao Antonio. Ciao Luca, un saluto a tutti.
Adesso Salve, inquadreremo Antonio. anche l'emergenza carceri nel suo complesso, diciamo, nel suo racconto complessivo. Procuratore Ardita, parto da lei, ha sentito un po' la storia di questo ragazzo, è una delle tante che le faremo sentire oggi e che lei ovviamente per esperienza già conosce. Questo ragazzo, 6 mesi nel carcere di Giarre, era un fine pena, una rapina, ci ha raccontato, aveva rapinato 200 euro a un signore per comprare la droga, insomma viene arrestato. Finisce in questo carcere, dopo 2 mesi subisce questa violenza da compagni di cella che avrebbero dovuto rimanere nella loro cella e che invece sono andati, perché permesso ovviamente, anche nelle celle altrui. Ma guardi, questo episodio fotografa una serie di fallimenti che messi insieme fanno un disastro. Cominciamo dalla questione più immediata che tutti possono comprendere. Questo fatto è avvenuto ad opera di una persona, di un soggetto che era ed è in stato di custodia cautelare perché qualche mese prima aveva operato una violenza sessuale ai danni di una ragazza alla villa. Quindi il sistema penale e penitenziario non è riuscito a mettere al sicuro altre persone, nella specie altri detenuti, dalla possibilità che questa persona continuasse a compiere attività dello stesso genere. Poi c'è la questione invece che riguarda il soggetto che è vittima di questo tipo di attività. Lei ha spiegato bene, se fosse stato nella propria cella in condizioni di sicurezza con la presenza dello Stato all'interno della struttura penitenziaria, questo fatto non sarebbe accaduto. E questo è molto grave perché il detenuto è persona che viene affidata alle cure dello Stato. Quindi se c'è un simile fallimento, evidentemente c'è un danno insuperabile, è un fallimento totale della questione della gestione. Tutta una serie di criticità che tutte messe insieme, insomma... ma non sono criticità casuali, sono strutturali, cioè c'è un'incapacità di gestire la sicurezza e un'incapacità di tutelare le persone che hanno necessità di intervento. Ci sono circolari tuttora vigenti, ma solo sulla carta, che stabiliscono che una persona che entra in carcere va esaminata da uno staff multidisciplinare, vanno individuati i suoi punti deboli, le questioni più importanti, non dico tutte risolte, ma fronteggiate le più importanti. In questo caso sembrerebbe, come purtroppo in moltissimi altri casi, che tutto ciò non avvenga. E questo è un sistema penale e penitenziario che purtroppo è allo sfascio, questo va detto, perché questa situazione fotografa esattamente questa condizione. Sovraffollamento, episodi di violenza, i suicidi che si contano, abbiamo detto nella prima parte mentre sentivamo questa intervista con l'avvocato Baratta, è solo una minima parte diciamo, il capitolo che riguarda le denunce dei detenuti ad altri detenuti, perché ovviamente poi, guardo voi due che siete gli avvocati, che non vengono denunciati. 57 decessi in carcere nel 2025. Avvocato, si aggiusti il microfono. Sì. Sono di meno, sono credo 25. 57 decessi, decessi, di cui giusto. 57 decessi, suicidi. 57 decessi, di cui 13 suicidi, 11 per cause non accertate e 33 per problemi di malattie pregresse. Questo è un quadro drammatico, perché il quadro più drammatico è quel 33 per farci capire le condizioni. Visto che però lei ha fatto giustamente riferimento ad una catena di errori, di disastri, perché quando c'è un detenuto giovane che rischia una violenza in carcere, stiamo parlando di un disastro, di un fallimento dello Stato. Io però partirei a monte. Io partirei a monte dal fatto che un ragazzo che ha un residuo pena di appena 6 mesi, su questo non possiamo che concordare, finisce in carcere, non opera nessun sistema di misura alternativa, non si comprende perché un soggetto tossicodipendente che fa una rapina, perché il tossicodipendente non abbia beneficiato del DPR 309 del 90 e dell'articolo 94 previsto, che prevede una diversa misura alternativa alla detenzione, una comunità, un programma terapeutico, i domiciliari, un programma terapeutico. E poi si arriva ad una vicenda come questa, nel quale lo Stato fallisce, perché tu a un soggetto come questo, con queste fragilità, non lo devi fare entrare in un luogo di detenzione. Poi c'è tutto il capitolo, ma su questo apriremo un altro fronte. Allora io la interrompo, avvocato, la interrompo subito, perché questo noi abbiamo detto oggi vogliamo raccontare questo fenomeno, questa emergenza carceri, ovviamente commentata da voi, ma attraverso le storie, e qui oggi in studio abbiamo un'altra storia, che è un'altra storia forte, emblematica, ed è la storia della signora Vera, che è qui con noi. Benvenuta Vera. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Vera
ha perso un figlio, diciamo, tecnicamente, secondo appunto l'archiviazione, catalogato come suicidio in carcere, catalogato come suicidio in carcere, quindi ha perso il figlio Gianluca in circostanze poco chiare, che adesso lei ci racconterà. Allora Vera, quando è successo? Cioè quando lei ha appreso che suo figlio non c'era più? L'ho appreso il 16 dicembre del 2008, all'incirca alle 9 di mattina. 9:23. Suo Quando figlio mi ha era chiamato recluso, l'avvocato. suo figlio era recluso dove? A Bicocca di Catania. Carcere di Bicocca a Catania. Sì. Per quale motivo? Per rapina. Per rapina. Sì. Aveva fatto- avuto già comunque un trascorso in carcere. Quando è stato arrestato? Era stato arrestato 5 anni prima, Esatto. praticamente. Aveva girato vari carceri perché lui faceva sempre richiesta di trasferimento, Sì, perché faceva le magari denunce, sì. voleva studiare in qualche carcere, riprendersi un po' in mano la sua vita. Capito? E quindi da lì poi è iniziato tutto. Quindi ha girato tanti carceri, ha avuto anche delle esperienze traumatiche che a lei ha raccontato, no? Ovviamente. Sì. Poi ovviamente sono nelle carte perché insomma Certo. c'è stato tutto appunto il racconto giudiziario di questa vicenda, però cosa le raccontava? Qual è stato l'episodio più traumatico? Che ha Quello subito? più traumatico è stato quando lui si trovava al carcere di Lucciardone a Palermo, quando sono andata a trovarlo un giorno e mi disse tra le lacrime, piangendo appunto, che aveva subito una violenza nella sua stessa cella dal suo compagno di carcere. Una violenza sessuale, giusto? Sì. Una violenza sessuale. Era finito in infermeria, aveva denunciato la cosa e da lì poi sono scaturite tante altre piccole cose. E diciamo non è stato l'unico contatto con questo detenuto che lo ha No, violentato? perché precedentemente mio figlio si fidava di questo personaggio, non mi ricordo neanche il nome, e addirittura mi dava i vestiti da lavare anche di questa persona che era di circa 4 taglie più di lui, per questo, in base ai vestiti, perché io non l'ho mai visto questo personaggio. Signora, quando le hanno detto che suo figlio è morto, come l'hanno trovato? Allora, la cosa più che mi lascia in dubbio è perché lui il 15 dicembre del 2008, praticamente quando poi si presume che si fosse impiccato, giusto? E io l'avevo visto l'11 dove lui mi diceva che il 18 dicembre, sempre del 2008, doveva avere un'udienza dove si sarebbe stabilito se avrebbe avuto i domiciliari qui a Catania oppure tornare a Firenze Sollicciano dove stava studiando attraverso un parroco economia aziendale. Quindi diciamo a pochi giorni dalla notizia che gli avrebbe potuto cambiare anche la vita, no? Cioè gli Sì. arresti domiciliari significava uscire definitivamente poi dal carcere e riprendere, seppur con tutte le limitazioni del caso, la propria vita. Qualche giorno prima, secondo appunto, guardo l'avvocato in questo caso, secondo quanto riferito, il detenuto si sarebbe tolto la vita. Sì. Sì. Allora, ricordo anch'io, perché ha segnato la mia, come dico sovente, la mia vita, non solo professionale, anche umana, la perdita di questo ragazzo, perché avevo lottato tanto per lui, mi è testimone la sua mamma, aveva ripreso coraggio nonostante l'abuso sessuale subito in quel del Lucciardone e denunciato puntualmente, perché Gianluca era un ragazzo che comunque insomma denunciava spesso, protestava spesso a proposito di esistenza passiva e del pacchetto sicurezza. Ora ci arriviamo. Noi avvocati penalisti, in forma passiva. se mi fai continuare poi arriverai, noi avvocati Senza penalisti etica. ci asterremo dalle udienze adesso dal 5 al 7 maggio proprio per il pacchetto sicurezza che ha un altro, previsto restiamo delle sulla altre storia. cose. Ecco, quindi giusto per, Restiamo sulla storia. visto che c'era stato questo Quindi che è intercalare, successo? cosa succede? Succede che Gianluca appunto denunciava spesso e denuncia questo abuso sessuale, io lo assisto da allora. Lui non aveva, nonostante tossicodipendente, perché ricordiamolo, forse è giusto ricordarlo anche per la memoria di Gianluca, era un ragazzo
ragazzo dolcissimo, si era innamorato di una tossicodipendente, la voleva redimere, insomma, cercare di aiutare ad uscire dal vortice droga in cui era caduta, e diventa tossicodipendente a sua volta, quindi come capita sovente, lo sappiamo tutti noi operatori del diritto, ha commesso dei fatti mossi dal movente droga, dei fatti di rapina, peraltro sono stati lasciati separati, insomma c'è tutta una situazione che è quello che è. Aveva riportato delle condanne, era ristretto da tanto tempo e non aveva mai beneficiato, mi ricollego sempre a quello che già ha accennato l'avvocato Montalto, il mio collega, non aveva mai beneficiato della normativa a favore dei tossicodipendenti, per cui dovrebbe essere sempre, ecco, evitato il percorso carcere a chi soffre, appunto, è dipendente da sostanza stupefacente. Quindi subisce questo brutto abuso e ha passato, da quando è stato mio assistito nel suo ultimo anno di vita, transita per 10 case di reclusione. Si trovava, perché denuncia l'abuso sessuale in quel Guardo anche il di procuratore Palermo. Ardita per capire se tutto questo processo poi, diciamo, ha senso, ha una normalità, diciamo, nel percorso influiva, del detenuto. Comunque, prego, cioè vuole... No, prego, finisca, avvocato, diciamo, facciamola più breve perché sennò non È abbastanza complesso. Allora, finisce, arriva qualche giorno prima di sapere se... Gli vengono somministrate, comunque, giusto perché io ho letto gli in atti. ogni carcere gli vengono somministrate quando io riesco a estrarre copia degli atti, che mi sarà consentito soltanto in un secondo momento, poi vabbè, non so se ci arriverà. Avvocato, non faccia l'avvocato, racconti la storia. Non faccio l'avvocato, mi viene difficile, se guardo il dottor prego, se no esce il tempo difensore televisivo non è il tempo del tribunale. Chiedo perdono, ha ragione. Prego. Gli erano stati somministrate una trentina di farmaci diversi, perché in carcere, parliamone, c'è anche un problema sanitario che Gravissimo. supera in percentuale quello con cui ci confrontiamo fuori dal carcere. Quindi il 15 dicembre ero stata a trovarlo, la signora era stata a trovarlo l'11, io il 12 ero stato, l'avevo incoraggiato, l'avevo abbracciato con gli stessi indumenti con cui me lo ritrovo sul tavolo settorio il 16. Sono stata avvisata, ero pronta per andare all'udienza, si sarebbe tenuta al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, perché subisce l'abuso sessuale dal Calabro, mi viene a finire in 2 case di reclusione di Reggio Calabria e a Rossano, e si era configurata, insomma, si era radicata lì la competenza. E mi telefona l'ispettore, ci arrivo, mio caro, mi telefona l'ispettore il 15 mattina alle 9:20, il 16 mattina alle 9:20, non lo scorderò mai, mi chiede di avvisare la signora, io pensavo che si trattasse del trasferimento in Calabria, dicendo che è morto. Allora, questa vicenda ovviamente ha, come sempre, una dimensione di fallimento, perché c'è un suicidio e il suicidio è un fallimento della gestione del detenuto. Ammesso che sia tale, dottor Ardita, allora, perché guardi, dubbi a noi sono rimasti. Ascolti, purtroppo dobbiamo parlare sulla base di quello che conosciamo e dei dati che sono emersi. Chiaro. Quindi per noi è un suicidio, se non Certo, se non è c'è stato nient'altro, catalogato che proprio tale. qualcosa di diverso. Ci possono essere, per carità, condizioni psicologiche trascurate che una persona tossicodipendente, magari con doppia diagnosi, comportano per questa persona un disagio tale che lo può portare anche al suicidio, Vi è di più. violenza sessuale e quant'altro. Quindi il problema è un altro, è che quando avvengono casi di questo genere, in genere, le organizzazioni consapevoli si muovono per risolvere questi problemi. La mia impressione è che negli anni ci si sia mossi in direzione estremamente opposta a questa. Per esempio, si è fatto l'esempio poc'anzi delle celle aperte. Le celle aperte comportano una perdita di privacy da parte del detenuto e una condizione di totale controllo del carcere da parte di organizzazioni mafiose e dedite allo spaccio degli stupefacenti. Oggi noi parliamo di tutela della salute mentale in carcere, ma non possiamo più farlo. Mentre nel 2008 era possibile farlo, evidentemente sono stati commessi degli errori, oggi questa situazione sarebbe ingovernabile, perché in carcere c'è la droga. Quindi c'è lo strumento che fa impazzire, fa saltare ogni programma di recupero delle persone. Una persona che si droga molto più facilmente andrà incontro a un suicidio, perché il momento in cui la droga manca è un attimo, è un passo. Di cosa parliamo? Faccio riferimento anche, procuratore Ardita, anche a un fatto proprio di cronaca recentissimo. Ieri, durante il concertone qui a Catania del 1° maggio, un cantante similtale si è collegato con un altro cantante, un altro personaggio amato da un certo pubblico, che è Nico Pandetta, che in questo momento si trova recluso in carcere, e sono riusciti a fare una videochiamata. Diciamo, per logica tutto questo non dovrebbe esistere, cioè come fa questa ad avere il telefonino in carcere a fare la videochiamata? Che fosse veramente lui, però per logica diciamo... non dovrebbe esserci il telefonino, non dovrebbe esserci gli alcolici,
non dovrebbe esserci la droga. Evidentemente c'è qualcosa che fa sì che il sistema non funzioni tutto intero, questo è il punto. Ma non funzionava neanche allora. Però scusatemi, se una persona ha girato tutte le carceri che ha segnalato la collega, se una persona manifesta un disagio in ogni singolo carcere, prima di arrivare a chiudere le celle dove purtroppo, dottor Ardita, dentro i carceri provano a vivere le persone, prima di provare a trovare, ad allontanarci dal problema, ci avviciniamo al problema, ma perché nessun direttore sanitario del carcere ha mai trasmesso una relazione per comunicare all'ufficio di magistrato di sorveglianza dei vari territori in cui questo signore è passato, che questo signore aveva dei disagi? Perché l'avvocato Baratta ha dovuto fare una lotta e una battaglia quando era un diritto quello di avere un programma, una sospensione dell'esecuzione, un proseguo eventualmente in una situazione di comunità protetta e quant'altro? Perché di fronte a dei disagi psichiatrici acclarati e ad una forma di disagio e di debolezza umana non ci sono delle forme più snelle che peraltro l'ordinamento penitenziario prevede. Ma se io oggi, a fronte di una crisi psicotica, le faccio l'esempio di un caso che mi è accaduto, oggi a fronte di una crisi psicotica dove interveniamo all'interno del carcere, io e gli agenti penitenziari, chiedo un'iscarcerazione immediata, mi viene detto che un detenuto senza alcuna patologia degna di nota poi scopro che ha una schizofrenia e devo aspettare 6 mesi per una fissazione di un'udienza presso il tribunale di sorveglianza, e l'istanza, quella più breve fatta al magistrato, non trova mai un accoglimento perché non c'è più un direttore sanitario di un carcere che si assume la responsabilità di dire che una persona non è compatibile con quel luogo di detenzione. Ma lei si rende conto, dottore Ciliberti, proprio perché ha fatto riferimento a qual è, ha detto ma è tutto normale? Non è normale nulla nella vicenda di questo ragazzo. Così come non è normale immaginare che questo transito alle carceri non nascondi un disagio profondo. E stiamo sempre parlando di residui pena inferiori a quelli previsti dalla legge per escludere qualsiasi forma di misura alternativa, stiamo parlando dei soggetti sociali più deboli, stiamo parlando di un sistema che crolla e frana perché non ci sono innanzitutto degli investimenti economici adeguati. Oggi i tribunali di sorveglianza, e qua la mia collega Baratta lo può confermare, sono privi dell'organico di cancelleria e di giudici necessari ad affrontare l'emergenza. Anche i tribunali normali, anche le case di reclusione, forse stiamo andando un po'. Dobbiamo dire, diciamo, per completezza, che esistono anche casi nei quali a un disagio psichiatrico importante si accompagna un'elevata pericolosità sociale e reati gravi che vengono commessi. Questo purtroppo bisogna riconoscere. Si applica la misura di sicurezza in un ospedale psichiatrico. Questo bisogna anche riconoscere. Il caso di... Purtroppo non Prego, dottor Ardita, comunque volevo aggiungere dei non dettagli. esistono più, purtroppo. Case di cura. Ma non esistono le REMS. Case di cura, le REMS, sì, mi sono espresso male. No, che purtroppo, allora, fermi un attimo. no, si è espresso bene perché gli OPG garantivano quella sicurezza, quel punto di... Però erano anche dei luoghi di tortura, dottore. Ma è sempre meglio un malato. Io qui concordo con il dottor Ardita. Sbagliate, non conoscete questa realtà. Io ho fatto un'ispezione, dottore, ho visto delle cose mostruose all'OPG di Barcellona. Ma un malato psichiatrico nella casa di reclusione sta peggio. Ma perché se lo mettiamo in una casa di cura con tutte le garanzie per la società e per se né da quella parte stesso? né dall'altra? Si può parlare, purtroppo esiste una dimensione nella quale la pericolosità sociale è elevatissima di una persona che non ha il controllo della propria mente. E c'è un problema che riguarda anche la sicurezza di persone innocenti, di cittadini che sono liberi. Negli OPG c'erano persone molto pericolose a cui si faceva assistenza, controllando la pericolosità, ma gestendo anche sul piano sanitario, cosa che invece non esiste più in questo momento, perché le REMS non sono in grado di assicurare questo tipo di assistenza, per cui queste persone finiscono in carcere. E questo è un problema a cui si è arrivati per una scelta che secondo me è una scelta ideologica. Se Basaglia, quando si fece la riforma dei manicomi, non attinse anche gli ospedali psichiatrici giudiziari, una ragione c'era, perché lì c'era un equilibrio fra sicurezza e trattamento che andava garantito. Comunque, oggi tra l'altro con il sovraffollamento è tutto, come dire, più amplificato, no? Perché oltre alla commistione, diciamo, alla promiscuità, il sovraffollamento è purtroppo una giustificazione. No, ma ci sono dei dettagli che il serio funziona bene, funziona anche quando c'è il sovraffollamento, crea dei problemi, ma li si fronteggia. Se funziona male, funzionerà male anche se sono 30.000 detenuti, perché sono le regole quelle che fanno tutte, le regole e il personale su cui occorre puntare, altrimenti se si fa una battaglia contro chi opera nelle carceri, la battaglia è persa. La polizia, i sindacati di polizia penitenziaria che le persone guariscano. Che le nostre carceri sono simili alle prigioni del Sud America per vivibilità, per controllo. È così. Per controllo. Sono dei non luoghi.
Lucciardone, a cui faceva riferimento prima la mamma di Gianluca, la signora, è un postaccio, è il fallimento dello Stato. Una persona che entra a Lucciardone poi non ha nessuna volontà Però dico, di recuperare. Antonio, Fallimento dello cosa Stato, vuoi Lucciardone. aggiungere? Brevemente, è evidente che la tipizzazione delle nostre leggi, il sistema strutturale, non sono idonei a garantire quel principio basilare della Costituzione che è l'articolo 27. Bravo. E La questo rieducazione. fallimento dello Stato è soltanto conseguenza di incapacità politica di agire. Vi faccio un esempio. Nel PNC, che è il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, a fronte di 30 interventi nazionali per 30 miliardi di euro, vi devo dire che non esiste la parola Sicilia in questo elenco, perché ci sono interventi di edilizia penitenziaria ovunque, tranne che in Sicilia. Quindi in Sicilia, di qui a breve, salvo che ci siano altri rivoli che non fanno parte di questa tranche di finanziamenti, si rischia di non avere novità importanti e sostanziali. Quindi dal punto di vista pratico, per cambiare questo status quo, questo stato di fatto delle cose, è necessaria una scelta politica che fino a questo momento non è stata fatta. Bravo. È necessario anche il superamento di questa rigidità del sistema normativo che non consente la personalizzazione del trattamento rispetto a quanto siano diverse le vite di ciascuna persona, di ciascun condannato, la parola. a quanto siano diverse e particolari le personalità dei condannati e dei detenuti rispetto a un sistema che viene applicato come se si trattasse di polli in batteria. Non basta uno spazio, non basta una stanza per applicare la detenzione, deve essere qualcosa che abbia dei requisiti anche di flessibilità, che possa adattarsi di più alla persona, ma tutto questo ha necessità di uno slancio culturale che fino adesso non c'è stato in quella che è la culla e la patria del diritto e delle leggi. Quindi uno slancio culturale importante e una scelta politica con un investimento che fino a questo momento nessuno ha fatto. Anche perché le faccio una domanda secca, scusami è Antonio. più conveniente Nel resto d'Europa come funziona? A macchia di leopardo, ci sono posti in cui le carceri funzionano e posti in cui le carceri vivono lo stesso tipo di tragedie che viviamo in Italia. Io ho girato le carceri di mezza Europa, ho visto realtà diverse, anche in Francia e in Inghilterra ho visto carceri che erano in condizioni inaccettabili per certi versi, per non parlare dell'Europa dell'Est, dove a Belgrado, dove andai con un'organizzazione internazionale, c'erano detenuti che andavano all'aria quando c'erano abbastanza agenti per poterli sorvegliare, quindi anche una volta Però al ci mese. sono delle case. No, scusate un attimo, Prego. per i tempi della trasmissione. Ci sono delle associazioni che aiutano i carcerati, i detenuti in tutto il loro percorso. Una di queste è Nessuno Tocchi Caino. L'ha sentita per noi, ha sentito Sabrina Renna per noi, la nostra Simona Mazzone, che parla anche di questo fenomeno dei suicidi nel servizio. Come se ne esce non solo fisicamente ma anche mentalmente proprio? Uscire da una condizione del genere è possibile, non è un sogno utopico, perché esistono delle conclamate realtà che riescono in questo senso ad essere presente laddove proprio l'istituzione manca. Credo che in tal senso è necessario anche un cambiamento culturale. Credo che la politica debba farsi carico degli ultimi, quindi di coloro che vivono ai margini della società. E ci sono detenuti che però non ce la fanno e si suicidano in carcere? Sì, troviamo tanti detenuti che non riescono ad arrivare a fine pena e sono quelli per lo più che hanno delle pene anche molto molto brevi. Perché? Perché in realtà credo che in carcere manchi anzitutto il filtro più importante. Quando entri in carcere vengono prese così freddamente le impronte digitali, vieni condotto in una sezione che prende il nome di nuovi giunti, non vieni accompagnato da uno psicologo o da uno psicoterapeuta che ti mette dinanzi ad una condizione che diventa improvvisamente di ristrettezza perché di detenzione. E molto spesso accade pure che chi finisce in carcere non ha neanche i necessari strumenti culturali per affrontare quella detenzione.
insomma, ha detto cose, diciamo, che ci siamo anche dette. Mi sembra la storia, guardo tutti, dico, la sanno tutti, però nessuno, diciamo, No, non è che riesce. lo sa, se posso finalmente Prego. avere un po' di tempo. No, volevo... Io- Io mi protesto sempre perché sono costretta mi ricorda qualche giudicante ogni tanto, Luca, Prego. nella conduzione del suo servizio fantastico. Allora, volevo solo aggiungere, come ha detto, io sono anche iscritta, oltre che all'Unione delle Camere Penali, e quindi aderirò all'astensione indetta, perché è comune anche con l'Associazione Nazionale Magistrati e con pure gli accademici. Sono iscritta a Nessuno Tocchi Caino, ma a prescindere da questo, diceva delle cose giuste. Quello che dobbiamo dire, proprio perché io ho vissuto ovviamente anche l'esperienza del suicidio in carcere, il detenuti, i suicidi in carcere, io i numeri li ricordo diversi, comunque mi pare che siamo a 25 nel 2025, ma hanno sempre avuto un numero abbastanza alto, l'anno scorso sfiorano gli 80. Ricordiamoci che la popolazione carceraria, chiedo anche il supporto ovviamente del collega e del dottor Ardita, è pari a circa 60.000, quindi il sovraffollamento c'è, ma il suicidio, il più delle volte coloro che vengono trovati, appunto, che fanno questa scelta autolesiva per lo Stato, ma che per molti vengono definite morti di Stato, perché come diceva ovviamente il nostro dottor Ardita, quando vai in una casa di reclusione devono essere tutelati, protetti, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, non dobbiamo dimenticare che è una realtà da cui si transita, si esce, si rientra, e che proprio perché è prevista anche la detenzione cautelare può colpire chiunque. Vi sono degli innocenti o che vengono poi ritenuti tali che passano per le nostre carceri. Ora ci sono tanti interventi anche di Alemanno, non so se sapete, un politico che entra in carcere, pone l'attenzione, fa delle denunce concrete su quello che sta succedendo a Re Bibbia. Quello che voglio dire io è che nei primi giorni è il momento, il problema del suicidio capita anche a chi transita per pochi giorni perché non riesce a subire questa realtà carceraria e per restringere al solito. La casa di reclusione ci sono delle celle inadeguate, c'è uno spazio, lo sappiamo, non è che sia poi così eccessivo, che è paragonabile a quello di un animale da macello, perché siamo lì. Ci sono delle condanne. Infatti è il tema per cui si parlava di celle aperte, ci sono troppa gente, cioè, per fare quello che diciamo, ci sono delle condanne nei confronti della nostra nazione come di altre. Parlavo proprio del ricorso che avevo fatto alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per Gianluca. Avvocato, deve stringere però, perché sennò non c'è. Ma Io guardi, le do una notizia, l'argomento è ampio. Le cose da dire sono notizia tante. che è appena battuta Lanza, un assistente capo, coordinatore della nona sezione del carcere Uccerdone di Palermo, è stato aggredito, sembra alle spalle, da un detenuto straniero non nuovo a commettere simili atti, e quindi ovviamente protestano. Non possiamo dire la nazionalità perché sennò poi reagisce. Protestano anche i sindacati. Io devo andare in pubblicità. Poi però una cosa sul fatto che tutti sanno e poi non interviene nessuno, una cosa la vorrei dire. Dopo la pubblicità? Certo, con piacere. Ci fermiamo. Rientriamo in diretta, ovviamente il dibattito continua come ormai è d'abitudine in questa trasmissione, anche diciamo, a telecamere spente. Allora, avvocato Lei ha Montalto, detto prego. una cosa molto intelligente, ha detto, ma com'è che questa situazione tutti la vedono ma nessuno interviene? Io vorrei ricordare che il tema in Italia era stato posto, ed era stato posto quando il tema sovraffollamento carcerario è diventato un tema urgente, anche l'Europa ci ha richiamato. Ma se poi il governo trasforma uno svuotacarceri in un decreto sicurezza, dove sulle carceri si interviene solo non si può più protestare perché anche la rivolta carceraria, la rivolta carceraria prevede anche la condotta di resistenza passiva. Viene eliminato l'obbligo di rinviare la pena per le madri incinta o con bambino entro un anno, perché Salvini doveva mandare in carcere le donne rom che che chiedono l'elemosina e che fanno accattonaggio, reato per il quale è stato aumentato in modo abnorme la pena. Anziché prevedere un processo di depenalizzazione almeno delle cose oggettive, cioè sta cosa della marijuana, che qua si chiamano spacciatori e si chiamano venditori, commercianti da coffee shop in Olanda, in Spagna, cioè questa cosa della marijuana, potremmo anche convenire che siamo arrivati nei tempi di legalizzarla, invece no, cosa fa questo decreto? Addirittura penalizza e rende reato anche quella col CBD. Ecco, le occasioni ci sono sempre state,
entrate, per snellire, per diminuire la popolazione carceraria, per aumentare e per sistemare tutto. Noi siamo la cultura del diritto. Se tutto questo non viene fatto è perché c'è un'inerzia drammatica di chi non continua a dare i giusti strumenti agli uffici giudiziari. Mi sembra però un ragionamento di buon senso di fronte a, come dire, a criticità di così grossa portata. Lavoriamo, diciamo, intanto a snellirla questa popolazione carceraria, magari si può controllarla meglio. Ora, diciamo, senza entrare nel merito delle proposte fatte dall'avvocato Montalto, diciamo, immagino quelle delle droghe leggere, eccetera. Però buon senso, naturalmente la droga fa male e quindi dobbiamo trovare un sistema per cui, anche se non penalizziamo, senz'altro non si può penalizzare l'uso della droga, questo è chiaro. Ma dobbiamo stare attenti perché occorre sempre un sistema che scoraggi i giovani dall'utilizzo della droga. Quindi il sistema penale purtroppo è stato l'unico sistema per dissuadere, ma indubbiamente ci sono problematiche che sono comunque collegate agli affari della criminalità organizzata. Sono proposte che hanno una loro logica, io non le condivido appieno, ma ne intuisco la utilità. Il problema qual è? Il problema in questo momento è quello di gestire tutta questa vicenda in termini di razionalità, e non c'è nessuna razionalità nella sua gestione. Intanto il problema dell'accesso al carcere. Si sono fatte ogni tipo di leggi. L'errore più grosso è fare amnistia e indulti alla cieca. Oggi c'è una summa divisio, c'è una linea di confine che è quella data da soggetti pericolosi, i quali se lasciati liberi possono commettere altri gravi reati, e soggetti non pericolosi che vanno gestiti in modo diverso. Questo è il problema, ma noi non assistiamo a questo. È una rincorsa a cercare la criminalizzazione di alcune condotte, anche in relazione a chi magari ne diventa protagonista, e dall'altra parte a chiudere gli occhi. Abbiamo visto personaggi anche pericolosi, appartenenti ad associazioni mafiose, entrare e uscire dal carcere più volte uscire non in maniera, diciamo, del tutto indifferente per la società, ma uccidendo persone e commettendo reati gravi. Questo è un problema anche di ricomporre i clan, insomma. Sì, ma allora, guardi, mi andate là per lanciare la prossima storia. Io vi ho detto oggi questa storia questa emergenza carcere la raccontiamo con delle storie. Simona Mazzone ha intervistato un pluriomicide che si chiama Roberto, ha commesso 13 omicidi, ha scontato 30 anni di carcere, li ha commessi, diciamo, in giovane età, quindi oggi lavora tranquillamente, vende la frutta e la verdura a Catania. Guardate questa storia, perché poi io su questa storia ho un sacco di domande da fare. La vita non è questa, non è una pistola, non è il coppa in canna, la vita è prendersi un caffè, abbracciare una ragazza, farsi un giro, vedere il sole, vedere il cielo. Lui si chiama Roberto Cannavò e oggi è un uomo libero, ma in passato è stato tante cose, ha vissuto tante vite e ha rischiato di perdere la sua. Oggi credo in me stesso perché sono qui a parlare con voi. Nel suo passato ha sbagliato e per quegli errori che ha commesso ha pagato. Oggi ha 58 anni e quando ne aveva 25 è stato arrestato. 13 omicidi quando era un uomo di mafia, killer al soldo del clan Mazzei, poi il carcere e il pentimento per ciò che era stato. Ricordo tutto e tutti con dolore, sono state delle azioni criminali che ho commesso per un'associazione mafiosa che esisteva a Catania. Non c'è una giustificazione per andare a commettere un atto estremo come l'omicidio. A marzo del 91 ferisce a morte l'obiettivo sbagliato, un panettiere di 18 anni, un errore di persona come fu per suo padre, ucciso nello stesso modo quando lui di anni ne aveva 17. Io ho ucciso un ragazzo per un errore di persona, questa cosa mi ha segnato tantissimo come tutti gli altri omicidi, ma questa è stata una cosa particolare che a tutt'oggi ne piango ancora le conseguenze più forti degli altri. Da ragazzino avevo dei problemi familiari che mi hanno portato poi verso la devianza, quindi ho fatto delle scelte scellerate. Che cosa ricorda di quegli anni? Sono tanti ricordi, c'è il ricordo della fame, c'è il ricordo dei miei genitori che ero piccolo sono separati, ho i ricordi che purtroppo quando avevo iniziato a prendere un rapporto con mio padre è stato ucciso brutalmente per un errore di persona. Insomma, ci sono stati talmente degli strappi adolescenziali che io dico che mi hanno indotto a crearmi degli alibi e delle giustificazioni per commettere poi tutto quello che ho commesso.
Roberto per quegli omicidi è stato condannato all'ergastolo ostativo, ha vissuto 30 anni dietro le sbarre e oggi è un uomo libero. Parla di quegli anni con una calma disarmante e con una incredibile consapevolezza. A che età è entrato in A prigione? 25 anni. E com'è stata quell'esperienza dietro le sbarre? Sono diverse le esperienze, poi si costruisce tutto un mondo durante la detenzione, quindi non si può stabilire a priori. Ma lì dentro che atmosfera c'era? Come si stava? È un micromondo. Oggi Roberto racconta questa sua esperienza nelle scuole e nelle carceri, è un uomo diverso, ma non ha dimenticato il proprio passato. Ha trovato un lavoro senza l'aiuto dello Stato che ancora continua a negargli la patente di guida. Ha seguito un percorso che gli ha dato la forza anche grazie al sostegno di Nessuno Tocchi Caino. Fa il padre di quelle 2 figlie che non ha cresciuto, di 39 e 36 anni, ed è nonno di 3 nipoti di 15, 6 e 2 anni. Oggi lei ha paura? Sì, ho paura, ma la mia paura è più forte quella delle cose che ho commesso. Allora, questa è una storia che ha raccolto appunto la nostra Simona Mazzone, è una storia evidentemente che ognuno di noi può dare, può fare impressione, perché ovviamente stiamo parlando di un uomo che ha commesso, e guardo qua gli avvocati, guardo il procuratore Arditi, una persona che ha commesso 13 omicidi. Allora, avvocati, parlo con voi. Intanto, come fa a uscire di prigione uno che ha commesso 13 omicidi? Perché evidentemente gli sono state irrogate delle pene che cumulate hanno consentito quello che oggettivamente anche noi che facciamo i difensori comunque, 13 omicidi non ci lasciano indifferenti. Noi abbiamo degli assistiti, lo può confermare il collega Montalto, ma anche il dottor Ardita, abbiamo degli assistiti che riportano delle condanne esemplari per fatti minori, perché basta che venga contestata l'associazione. Tra l'altro organico a clan mafioso, perché l'ha detto lui. Ma io ho degli assistiti che sono stati ritenuti facenti parte di associazioni, qui ovviamente salterà dalla sedia anche il dottor Ardita, che sono portatori di valori. Per me sono delle persone che comunque si stanno rieducando e che quando riescono, perché a volte l'associato, diciamolo, e qua cito anche il dottor Ardita come faccio spesso in alcune ma perché l'associazione di stampo mafioso dottor Ciliberti non è soltanto costituita dal criminale che commette 13 omicidi, le condanne esemplari vengono riportate anche da soggetti. Montalto, come fa a uscire uno minori con 13 omicidi? Con un buon avvocato, non dipende dal difensore. Che non è sul personaggio, che credibilità dà una giustizia che mette fuori dal carcere una persona che ha commesso 13 omicidi? Prego. Che sicurezza dai ai cittadini uno Stato che mette fuori uno che ha commesso 13 omicidi, per quanto possa avere tutte le attenuanti del caso? Guardi, il diritto penale e il sistema penale è fatto di norme giuridiche, di tecnicismi giuridici che non è che si possono applicare quando piace a noi o riassumere in una breve intervista, perché se no passa un messaggio sbagliato. Quello che sarà successo è che sarà stato chiamato, immagino, sarà stato fatto un cumulo giuridico, sarà stata un'attività giuridica che ha portato poi a una detenzione solo di 30 anni e quindi a un soggetto che sconta la sua pena d'età. Ci sarà stata buona condotta ben valutata. È il diritto nel modo più lucido e che tecnicamente descritto. Sono d'accordo. Queste sono le norme penali. Poi però dobbiamo chiederci noi un'altra cosa. Perché a fronte di questo soggetto ne abbiamo altri che non escono mai. Dobbiamo chiederci se esiste un diritto equilibrato. Perfetto. Se esiste un diritto equilibrato, perché se a fronte di 13 omicidi una persona che sconta 30 anni, ora gli auguro di poter vivere la sua vita, che non sono pochi però, non sono pochi, quello che io però dico è stiamo attenti quando pene allucinanti. Io penso ad un 74 oggi applicato a un gruppo di ragazzi che spacciano marijuana. 74, parli alla gente. È una situazione in questo momento dei minorenni, dei maggiorenni, facciamo dei maggiorenni che si mettono assieme a vendere marijuana e che formano un'associazione fra di loro che non ha dei requisiti di minimo che vengono reclutati da associazioni più grandi, 12, 13 anni, 10 anni, 8 anni di galera. Allora il problema è che nel sistema penale italiano è saltato un po' il banco.
perché se l'assistito della collega Baratta ha un fine pena mai, perché muore dentro il carcere, perché parte da una condizione strutturale di debolezza, e c'è chi invece di fronte a reati molto più gravi questo fine pena lo vede, qualcosa che non va, c'è. Qualcosa c'è, ed è quel qualcosa a cui credo, non mi ricordo, ecco, la cosa che ha detto Antonio Condorelli prima, una delle cose più intelligenti che ho sentito oggi, dal vostro giornalista Antonio Condorelli, quando dice: bisogna tornare a individualizzare caso per caso trattamento sanzionatorio, trattamento esecutivo della pena, strumenti di prevenzione. Quello che è saltato, io credo, è stato proprio questo, a fronte di, come ho detto prima, incapacità spesso e volentieri dei legislatori e poi problemi strutturali. Andiamo oltre il caso specifico, diciamo, perché poi l'abbiamo visto, parlavamo prima anche dei capi mafia che ritornano. Anche perché è abbastanza evidente quello che si è detto. Allora, qui il punto è questo. Un caso del genere ha comportato una prognosi fatta da qualcuno che ha ritenuto che questa persona sia totalmente cambiata, il che in astratto non è una cosa impossibile. Io ho sempre sostenuto che per avere questo tipo di garanzia noi dobbiamo chiedere qualcosa di più ai detenuti, no? Agli imputati, ai detenuti, alle persone che scontano una pena. Dobbiamo chiedere qualcosa che serva a demolire quello che hanno costruito prima. In questo senso ha un senso che la collaborazione con la giustizia fosse una porta che conduce verso i benefici, mentre prima non lo era. Adesso abbiamo assistito a una rivoluzione copernicana. Ci rendiamo conto che percorsi fatti con associazioni specializzate che consentono, come è stato ben detto da alcuni, ma non a tutti, di accedere a benefici in situazioni che vanno caso per caso verificate. In questo caso io non sono in grado di valutarlo oggettivamente. Io mi auguro che sia una situazione nella quale ci sia una effettiva redenzione. Tutto in astratto è possibile. Quando noi diciamo, noi magistrati specialmente, che occorre la collaborazione per poter fare uscire qualcuno dal carcere che ha fatto molti omicidi in ambito mafioso, è perché vogliamo la garanzia dell'interesse dei cittadini. In astratto una persona che cambia dopo 30 anni, se avessimo la certezza matematica che una persona è cambiata, potremmo anche pensare di poter fare una scelta del genere. Ma come facciamo a fare queste scelte quando abbiamo avuto sul nostro territorio persone che hanno commesso omicidi così? Il caso grave che ha visto come vittima un piccolo imprenditore agricolo in provincia di Catania, un detenuto per molti anni ha fatto propaganda di sé e della propria rieducazione, è uscito e ha immediatamente strangolato con una carrota e ucciso un imprenditore. Cioè, questo è il rischio che si corre molte volte. Quindi se avessimo la certezza di una riforma, di una rieducazione totale, l'uomo cambia, è una chance. Questo è, diciamo, questo lo scopo del carcere, no? Cioè il carcere che riabilita questo nella cosa. Io dico, non voglio entrare nel caso specifico, anzi guarda, veramente sembra la prova, diciamo, di quello che dovrebbe essere. Io non voglio interrompere il dottor Ardita, però dobbiamo puntualizzare anche che i casi non sono, cioè questo è un caso eccezionale. Non facciamo passare però, dico, mi permetto, non facciamo passare un messaggio diverso, perché il nostro paese e anche il pacchetto di sicurezza, la politica securitaria, non è che l'ha inventato il pacchetto sicurezza contro cui noi protestiamo, perché oggettivamente vi è stato un ricorso eccessivo alla custodia cautelare in carcere, inutile che lo neghiamo, non esistono solo questi casi limite in cui mi confondi se mi dici tutti questi personaggi positivi, non esistono soltanto questi, questo è un caso limite. Noi abbiamo, dottor Ardita, allora lei ha denunciato nel suo meraviglioso libro, ne ho letti tanti suoi, lei ha denunciato che in carcere le conseguenze sarebbero esiziali. Ci sono in carcere, abbiamo la mano militare mafiosa, ci sono dei ragazzini, come diceva anche il collega Montalto, e ne assistiamo tanti, ci sono dei ragazzini che riportano delle condanne ultradecennali perché sono solo stati reclutati da associazioni. Questo non c'entra niente. Perché c'entra, ma non dobbiamo dire che non è vero. La sicurezza del dottor Ciliberti, di chi ci ascolta, sicuramente, ecco, vengono sicuramente rassicurati dalle pene esemplari che noi possiamo elencare, che non è questo caso eccezionale. Attenzione, aspetti, non facciamo però, ma questo è un caso eccezionale. Noi ci confrontiamo con gente che non viene rieducata. Io vorrei parlare di clemenza. Un attimo, non mi ha fatto parlare prima. È venuto tempo fa. Volevo parlare di un provvedimento di clemenza necessario. Il procuratore Sebastiano Ardita, abbiamo parlato anche della scarcerazione di Brusca e come era possibile. Perché voi parlate, lei le fa onore l'argomento che sta trattando oggi, però dobbiamo anche dire
dire che in linea di massima l'informazione tratta questi casi eccezionali e non si occupa di quella che è la verità che noi constatiamo nelle aule. E quando parlo di noi parlo di difensori. Prego, sì, scusi, è arrivato un mio... Succede di tutto. E allora, sì, infatti, allora, le realtà con cui ci confrontiamo noi avvocati penalisti, che non siamo garantisti per caso, lo siamo perché è giusto, perché può capitare a chiunque di subire un procedimento penale, perché la giustizia è umana e quindi è imperfetta, non è divina, ci sono tanti casi, tanti errori giudiziari, è inutile che sto qui a ricordare, lo sappiamo tutti noi, magari non lo sa il pubblico, che vengono corrisposti milioni di euro per le ingiuste detenzioni e quant'altro. Quindi il problema giustizia c'è, però il problema giustizia c'è. E per rispondere in ultimo mi faccia dire, mi sono persa perché gli argomenti, le cose da dire sono tante. La questione ma è siccome si parlava che il figlio che abbiamo visto poco fa, il ragazzo subisce la violenza e sta in carcere, doveva stare in carcere, com'è che il figlio della signora a qualche giorno, diciamo, probabilmente dalla concessione, ma lui ha subito infatti ha subito tutte le storture ma sono tante le storie. Ha subito tutte le storture del carcere. Inutile rivendicare, diciamo, un'elasticità o forse meglio una accondiscendenza rispetto a certe situazioni che in questo momento non andrebbe rivendicata. Quello che occorre fare è prendere coscienza della situazione per com'è. Se esistono dei casi nei quali una persona ha rotto gravemente il patto sociale uccidendo altre persone, lo Stato, in nome del quale noi operiamo in qualche modo, deve garantire ai cittadini che le persone che escono contribuiscono a smantellare, a demolire ciò che hanno costruito in termini di macchina infernale che produce crimini. Questo è il punto. Concordo, ma deve avere delle case di reclusione che non siano delle storture, che siano e poi devo andare dalla signora Vera perché dobbiamo chiudere questa sessione. Devo liberare anche il procuratore Ardita che è anche un altro impegno. Nel mio ruolo politico che è professionale, oggi noi abbiamo visto rappresentate due esigenze della società. Da un lato quello che rappresenta la collega Avvocato Baratta, cioè uno Stato che comunque presti delle garanzie, dei diritti, un'attività rieducativa e quant'altro. È un'esigenza altrettanto da tenere in considerazione, quella che dice il dottore Ardita, di sicurezza delle cittadine e cittadini e di una comunità, soprattutto da alcuni fenomeni criminali. Allora qua la grande assente, Luca, è la politica. La politica che dovrebbe riuscire di sintetizzare queste due grandi straordinarie esigenze della collettività e farne un corpo unico in un pacchetto di interventi strutturali e normativi che garantiscono ambedue le cose. Perché se tu continui a riempire le carceri di ragazzini di 20 anni che hanno guidato un barcone, di piccoli spacciatori, di piccoli reati contro il patrimonio, da un lato destrutturi qualsiasi idea di Stato garantista, come dice la collega, ma dall'altro destrutturi qualsiasi idea di Stato che riesce a garantire sicurezza, perché nel tutto poi non difendi. Sì, ma non può passare neanche il concetto che questi sono reati minori e quindi non devono... No, Luca, ma non c'è... Luca, non è questo. Luca, il problema è un altro, il problema è che chiaramente la pena, anche per una funzione rieducativa, ma anche retributiva, è chiaro che a quello che ha rubato 200 euro da una cassa in un dovrebbe tenerlo fuori dal carcere. Non può avere lo stesso trattamento di chi ha commesso 13 omicidi, no? Allora, Condorelli, e poi volevo sentire Vera e chiudiamo questa parte della trasmissione. Antonio. Vediamo che gli unici sforzi che sono stati compiuti dalla politica hanno avuto come oggetto la tutela dei colletti bianchi, bravo, reati dei colletti bravissimo, bianchi, numerose depenalizzazioni e numerose cautele e prudenze. Piccola parentesi sul caso Cannavò. No, non voglio, Antonio, però io non voglio fare un caso specifico. Questa è una storia emblematica, dico, non voglio entrare nello specifico perché non conosciamo poi come comunque lui si è pentito, per questo è fuori. Lui si è pentito. Ma quanti era un killer pericoloso, ammazzava gli esponenti dei Cursoti in tutta Italia, camminava con le pistole, insomma una persona molto seria, affiliata ai Corleonesi, con i Mazzei, quindi siamo a un livello molto alto, ma lui si è pentito, è fuori per questo, perché si è pentito. Mi dicono che non è pentito, mi dicono che non è un pentito, ma ha fatto un percorso, diciamo, diverso. Forse è stato valutato come rieducato. Ma non entriamo nel caso, era il caso, diciamo, la storia nessuno viene rieducato, invece. Allora, io volevo salutare la signora Vera, insomma, perché la signora Vera ha avuto, ed è veramente innaturale, ovviamente, come dire, ha dovuto riconoscere, no, signora Vera, il volto di suo figlio. Che è successo quel giorno quando hanno detto che suo figlio era morto? Eccolo qua, vediamo la foto. Gianluca. Allora,
tornando appunto il giorno del suo decesso, che è successo il 15 dicembre del 2008, l'indomani mattina quando mi avvisa l'avvocato, dopo 12 ore dal suo decesso, che era già stato messo anche in cella frigorifera e tutto il resto, quando scendo in sala mortuaria devo andare ad aprire appunto la sua cerniera dove era racchiusa in quel sacco verde. E non era per niente cianotico completamente, mio figlio sembrava che dormiva. E aveva le spalle un po' nere, non so il motivo, perché hanno fatto anche un'autopsia e hanno detto che è morto per soffocamento. E questa cosa qua mi lascia tanti dubbi perché siamo stati avvisati dopo 12 ore, perché mio figlio non si trovava, non sapevano dirmi dove era nell'ospedale e tutto il resto. Poi il dubbio è, se lui avesse fatto questo gesto il 18 sera, il 19, dopo l'udienza che lui aspettava di sapere se fosse stato ai domiciliari o ritornare a Sollicciano, potevo anche crederci, ma il 15 no, non ci credo in quanto lui aveva anche delle speranze, aveva preso dei soldi di un'assicurazione dove lui riponeva fiducia per aprirsi un posto lavorativo e lavorare insieme a sua mamma, perché io sono anche un ex pasticcere. E lui praticamente avrebbe voluto aprire un bar. Aveva una speranza, quindi ovviamente, e guardo tutti, una madre non si può dare pace per la scomparsa. Non ha senso, Luca, perché, ripeto, uno che ha una speranza non si uccide qualche giorno prima, si uccide dopo, magari avendo un esito negativo. Attende l'esito soprattutto, perché è questo che ci ha lasciato, senza considerare che aveva beneficiato di questo, perché prima di entrare in carcere aveva riportato un incidente stradale, soffriva di crisi comiziali, ecco tutti questi farmaci diversi che gli vengono somministrati, ed eravamo riusciti, mi ero piazzata lì in carcere, eravamo riusciti a ottenere questa ingente somma, quasi 200.000 euro, infatti mi scriveva, sì, voleva fare questo ristorante dove mi avrebbe ospitato spesso. Vera, grazie per la sua testimonianza, diciamo, poi anche come si fa a vivere ogni giorno, diciamo, con questo pensiero? Nella speranza che magari, non lo so, prima o poi attraverserò quella strada anche io, in modo diverso naturalmente. E li raggiungiamo, quelli che abbiamo perso. Allora, grazie Vera, la mamma di Gianluca. Una domanda volevo fare all'avvocato Baratta, ma la cintura con cui hanno trovato mio figlio impiccato è stata analizzata? Cos'è successo realmente? Lo sa? Se mi permettete, certo che non faccia la vittima, avvocato. No, faccio con lei, io sono vittima. Prego. Quindi basta. Conclamata. Censore, nomino il mio amico. Prego, avvocato Baratta. O trasmetto gli atti al dottor Ardito. Detto questo, vabbè, cerchiamo di sintetizzare una situazione risponde, che il tempo qui. Fu iscritto reato per istigazione al suicidio e fu contestato appunto il 580, fu iniziato un procedimento contro ignoti. Succede che le indagini sono state espletate, però di fatto questa famosa cintura con cui si avrebbe posto in essere questo gesto autolesivo, siamo nei periodi di Sara Scazzi dove furono esaminate centinaia di cinture, non fu mai esaminata, non sono mai state prese le impronte papillari sulla cintura. Vi è un altro fatto, e questo glielo devo riferire, dottor Ardito, che ci ha lasciato molto perplessi. Vi era il RIS di Messina, è intervenuto solo per rimuovere il bianchetto nel registro degli spostamenti detenuti. Poi furono sentiti tutti. Io ho avuto anche la possibilità, perché quando vi fu la prima richiesta di archiviazione, mi faccio dire solo questo e poi concludo, quando vi fu la prima richiesta di archiviazione non mi fu consentito l'accesso agli atti. Io protestai con dei miei collaboratori giovani, abbiamo copiato, abbiamo visto tutto, faccio l'opposizione, un GIP lodevole accoglie la mia opposizione alla richiesta di archiviazione, va a confluire nell'ordinanza, ho finito, e invece la seconda archiviazione poi non ci dà. Però sono state fatte tante indagini. Non è stata esaminata, la risposta non è stata esaminata, ma non sono state svolte tante altre cose. Ho finito, visto che ormai la nomina, grazie, avvocato. Lo so, però volevo dire un'ultima cosa al dottor Ardita, me la fa dire? No. Si parlava del, se me lo consente, perché glielo chiedo a lui? Perché lui, perché va bene, prego. è il mio personaggio di riferimento.
il provvedimento di clemenza, visto che Gianluca mi ha ricordato, aveva ottenuto l'indulto nel 2006. L'ultimo indulto di 3 anni risale al 2006. Il nostro Papa, che è defunto da poco, ora si arrabbia perché sono arrivata qui al Papa, è andato a Re Bibbia e riteneva che fossero necessari i provvedimenti di clemenza. Non potrebbe essere questa la soluzione invece del sovraffollamento, un provvedimento di clemenza che ogni morte di Papa, mi consenta il termine, viene reso perché risale al 2006. Io credo che Avvocato, si fermi un attimo, se no veramente... Ho finito, non parlo, mi taccio. Bravo. Vuole rispondere? C'è bisogno di rispondere? Non c'è bisogno di rispondere. Allora facciamo così, non risponde nessuno. Credo che l'indulto sia un totale fallimento delle politiche penitenziarie e penali che si possa immaginare. Non sono d'accordo. L'indulto significa rinunciare sostanzialmente a quello che viene prodotto nei tribunali con un'attività defatigante che molte volte già di per sé stesso, anche senza indulto, o non porta risultati come abbiamo visto, o porta risultati come quelli della persona arrestata per violenza sessuale che poi ne commette un'altra violenza ai danni di un collega. Dottor Ardita... No, basta, non c'è più tempo, mi dispiace, Montalto, non c'è più tempo. Facciamo così, rappacifichiamoci con il Papa che è stato, con il Papa che è appena scomparso, Papa Francesco. Che Vabbè, abbiamo una posizione diversa. Molto vicino chiaramente siamo per l'indulto. Chi Papa, pubblicità e poi apriamo l'ultima finestra della nostra trasmissione con un altro argomento che è la politica delle provinciali che si sono consumate la settimana scorsa. Grazie. Avvocato. Grazie a lei. Grazie Avvocato Montalto, grazie Procuratore Ardita, resta con noi. Grazie Mamma Vera. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, arrivederci. Antonio, resta lì che torniamo subito. Non mi dica a fare i provinciali, caramba. La prima Porta Santa l'ho aperta a Natale di San Pietro, ma ho voluto che la seconda Porta Santa fosse qui, in un carcere. Ho voluto che ognuno di noi, tutti che siamo qui, dentro e fuori, avessimo la possibilità anche di spalancare le porte del cuore e capire che la speranza non delude. Cambiamo decisamente argomento in questa seconda parte, anzi ultima parte della trasmissione. Do il benvenuto ad Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Catania. Benvenuto. Benvenuto Cardillo. Tra l'altro faccio vedere, mi ha portato un libro, lo faccio vedere, eccolo qua, Pensiero forte, viaggio con Kelsen nella crisi della democrazia. Si parla di partiti, dell'utilità dei partiti, insomma adesso tra qualche istante glielo faccio commentare. Cardillo. È rimasto con noi Pierpaolo Montalto che si spoglia dalla veste di avvocato e indossa la casacca di segretario regionale di Sinistra Italiana. È rimasto con noi Antonio Condorelli. Perché apriamo questa finestra politica? Perché non abbiamo commentato le elezioni provinciali, come sono andate, se sono state utili, se hanno segnato, messo dei paletti nella politica siciliana. Antonio, a te l'onore dell'introduzione.
Onore e oneri, perché stiamo parlando di un argomento veramente scoppiettante, che è quello che è accaduto sostanzialmente dentro gli schieramenti, con un centrodestra che è spaccato in 1000 rivoli, e c'è uno scontro infuocato che si sta celebrando proprio in queste ore. Ci sono stati un paio di giorni di assestamento, e quando Raffaele Lombardo ha chiesto o comunque suggerito un rimpasto nella giunta regionale, ecco qui che è saltato il tappo. Vediamo per esempio in queste ore insorgere i componenti della Democrazia Cristiana che lanciano una frecciata sia a Raffaele Lombardo che anche e soprattutto al sindaco di La Galla, che è un alleato di Lombardo, come sappiamo, in Grande Sicilia, anche perché in questo momento c'è stato uno spostamento dentro la Democrazia Cristiana a Palermo con Natale Puma e Andrea Mineo. Vi ricordate? Erano con Gianfranco Miccichè in Forza Italia. E questa partita che si parla sullo scacchiere siciliano con le elezioni provinciali conferma che esistono almeno 2 centrodestre in Sicilia, se non addirittura 3 centrodestra. E in alcuni casi ci sono state anche delle alleanze anomale, anche addirittura con pezzi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Quindi diciamo che queste elezioni provinciali hanno dei, come titoliamo noi, no? Hanno dei vincitori, hanno dei vinti pure, ovviamente. Sì, assolutamente, ci sono vincitori e ci sono vinti, ma tutti si dicono vincitori e nessuno si dice sconfitto. Fratelli d'Italia ha vinto? Fratelli d'Italia ha vinto? Ma insomma, Fratelli d'Italia ha fatto degli ottimi risultati, ma sul gioco delle alleanze in alcuni centri secondari non sempre le cose sono andate bene. Cardillo, Fratelli d'Italia ha vinto? Anche loro hanno subito le spaccature, anche loro hanno subito l'asse tra Grande Sicilia e Forza Italia in alcune province. Ma Fratelli d'Italia... Per esempio Caltanissetta, ma di questo può parlarci bene anche Cardillo. Io penso che quando si sta dalla parte... Che aria tira in Fratelli d'Italia? E fallo parlare però. Aria... No, è che non sento bene. L'aria è ottima, perché quando si rispetta il mandato elettorale, cioè cercare di fare squadra all'interno del centrodestra, cercare di fare amalgama all'interno del centrodestra, è quello che ci chiedono i nostri elettori, compattezza e unità, per trasmettere serietà e buon governo. Fratelli d'Italia sta benissimo in questo. In alcune realtà in Sicilia purtroppo non c'è stata unità del centrodestra, ma voi troverete sempre i candidati e le liste di Fratelli d'Italia all'interno del centrodestra. Poi c'è stato qualcuno che in giro ha pensato di fare cose diverse, che magari nel breve periodo hanno potuto portare all'elezione in qualche accozzaglia di qualche presidente, ma nel lungo periodo questo però non ha frutti, perché gli elettori, ci insegna la storia, puniscono sempre questo tipo di ammucchiate che non hanno storia e che non hanno senso politico, e invece ci chiedono con serietà di governare nell'unità, con la diversità sacrosanta, perché altrimenti avremmo fatto un partito unico del centrodestra, però rispettando le diversità, cercando di restare uniti sulla base del mandato elettorale, che è chiaro. Voi rivendicate comunque sempre questa questione della coerenza, anche a dispetto di alcuni vostri alleati, in questo caso Fratelli d'Italia è stato quello che ha sollevato la questione di coerenza nelle ultime elezioni provinciali, ma anche di parti, diciamo, di altro centrodestra, no? Come per esempio il Partito degli Autonomisti, la DC, insomma questo altro tipo di formazioni politiche che, diciamo, insieme si spostano, ondeggiano, diciamo, in base anche alle simpatie e agli umori del tempo. Cioè voi dite noi siamo qui, siamo sempre stati qui, non ci muoviamo da qui, cioè chi si sposta sono gli altri, questo è un po' il senso. Diceva Tattarella che il centro nella Seconda Repubblica, e questo è il nostro tempo che ci è dato di vivere, è quello che segue le vicende della nascita della Seconda Repubblica, il centro è un po' una navicella che si sposta a sinistra o a destra sulla base un po' del vento o del momento. Tattarella era un po', diciamo... Tattarella era il ministro dell'armonia, no? Cioè è stato quello che ha messo insieme i pezzi per dare il via ai governi di Berlusconi. E quindi penso che, con grande rispetto ai nostri amici centristi, è un errore quando il centro del centrodestra si sposta a sinistra, o addirittura in alcune alleanze multicolore dove c'erano anche 5 Stelle e altre cose, insomma, incomprensibili. Ma d'altronde questo è frutto, dico, anche di questo tipo di elezione, veramente un sistema barbaro, insomma, in cui a votare sono solo addetti ai lavori, i cittadini sono stati completamente disinteressati. Però Fratelli d'Italia, diciamo, sono stati quelli che
diciamo, più di altri non hanno voluto l'elezione a suffragio universale. Permetta di smentire questa che è una boutade secondo me, perché Fratelli d'Italia ha nel proprio DNA l'elezione diretta. No, proprio in questo caso specifico, diciamo, proprio nei passaggi all'Arse, insomma, nelle passaggi in cui noi abbiamo detto noi dobbiamo mettere in sicurezza un percorso legislativo chiaro, in modo che non venga impugnato domani mattina da qualsiasi cittadino che ha diritto di poter impugnare una legge che è ritenuta incostituzionale. Magari ci saremmo ritrovati degli organi eletti che poi non sarebbero stati nelle condizioni di funzionare. Noi abbiamo detto cerchiamo di fare un percorso coerente a partire dal legislatore nazionale e che in tutta Italia presto si possa tornare a votare per le elezioni provinciali. E guardate, il costo della democrazia per restituire democrazia alle province ha un costo irrisorio. No, su questo siamo d'accordo, diciamo, potevamo essere noi i primi rispetto al resto dovevamo essere i primi. ad avere le province. Dovevamo essere i primi, perché io credo che quando si fa le elezioni provinciali le forze politiche non ci sono né vincitori né sconfitti, è stata sconfitta la democrazia, c'è stata una caricatura della democrazia. L'elezione di secondo livello è stata qualcosa di aberrante, anche perché fotografa una realtà politica siciliana che è un mercato. Spesso e volentieri vengono utilizzate delle liste civiche come per camuffare da civismo delle accozzaglie. Io ho utilizzato pubblicamente il termine stomachevole. Perché io dico stomachevole? Perché quando tutto e poi diventa possibile, qualsiasi alleanza diventa possibile, io credo che venga meno l'interesse delle cittadine e dei cittadini e non si può pensare di governare per il bene della comunità se mette assieme tutto e il contrario di tutto. Ora, quello che è successo a queste provinciali è abbastanza sconcertante. Noi abbiamo tenuto come Alleanza Verdi e Sinistra un profilo di profonda criticità, rifiutando alleanze in quasi tutti i territori proprio per il fenomeno che è stato un fenomeno politico evidente, cioè quello che succede ad Agrigento, adesso sotto gli occhi di tutti, quello che succede ad Enna, ma anche dove le situazioni sembravano più, diciamo, più distinte. C'era sempre nelle liste qualcuno che proveniva da altri contesti politici. Noi ad esempio rifiutiamo. Era una elezione, diciamo, complicatissima, anche da comprendere, perché ci stava dentro, questo voto ponderato. Non è sempre necessario andare a occupare la poltrona e spendere soldi pubblici, cioè non è sempre necessario, ogni tanto la politica. Il tema è che questa rappresentanza politica doveva dare, in qualche modo, far ripartire la macchina. Possiamo dirlo qual è il vero tema. Province, il vero tema è stato che abolire le province è stata una follia. Si è voluto inseguire male in quel momento la moda del momento, che era l'antipolitica, il post-ideologismo cavalcato anche da queste liste civiche indecenti, e si è eliminato innanzitutto un centro importante di governo del territorio. Cioè ci sono strade oggi abbandonate, di discariche abusive, perché nessuno perché non possiamo chiedere già a sindaci che già fanno male con tutto rispetto per il mio collega Trantino, non credo che Trantino abbia la capacità di gestire tutta la provincia. Lo so, visto peraltro lo stato in cui si trova Catania, e c'è poi c'è un terzo aspetto, le scuole. Nessuno sa chi le siamo d'accordo, il tema è che però queste elezioni, guarda, abbiamo qua Cardillo che è un esempio perfetto, plastico di quanto il sistema non funzioni con questo voto ponderato, diciamo, no? Cardillo, lei fa parte della fascia ionica, i comuni della fascia ionica dove lei diciamo, non ha votato perché non era consigliato. O i Natali. Non contavano niente. No, non ha votato perché contavano oggettivamente molto poco rispetto a realtà come Acireale, Caltagirone, Paterno, eccetera. Voi avete letto, diciamo, voi che come Fratelli d'Italia ne avete eletti di più in provincia di Catania, avete letto un consigliere di quella zona? No, abbiamo due primi dei non eletti della quindi è mortificata, certo, ma era una scelta, subordinare i territori, renderli di fatto degli orpelli delle grandi città metropolitane, è una scelta che sta alle origini di questa follia elettorale. In un'elezione, diciamo, normale per le facciamolo parlare, ha parlato per Anzitutto sono d'accordo con quello che dice l'amico Montalto, perché quelli bravi dicono che uno deve scegliere se vuole essere o leader specchio o leader guida, no? Allora, ci sono stati tanti anni in cui in Italia abbiamo avuto leader specchio, cioè che davano in pasto ai sondaggi quello che leggevano, no? Allora, se tu governi così, guardando solo alla pancia dell'elettorato, ma non basterà mai il tagliare, perché chiaramente da alcuni punti di vista, giustamente, perché ci sono molte fasce della società che stanno male, ma ti diranno sempre non basta, non basta, non basta, quindi dovremmo arrivare a un sistema dittatoriale per eliminare tutti i costi della democrazia, se il problema è dei costi.
Ma cosa abbiamo risolto tagliando le province o tagliando il numero dei parlamentari? Niente. Abbiamo ridotto gli spazi di partecipazione. No, su questo siamo tutti d'accordo. Lei alludeva al problema della zona ionica, per esempio. Io l'ho posto questo problema, ma non perché sono partigiano nel senso, attenzione, nel senso del mio territorio. Si definisce partigiano, stiamo apprendendo che il corridoio dei Fratelli d'Italia partigiano solo in quel senso, cioè di quel territorio. È stato accolto quel mio appello perché abbiamo fatto una lista nel mio partito composita, c'era un solo candidato di Catania città, il resto dei candidati erano di tutta la provincia. Perché un voto di Catania città vale 801 punti e un voto di un consigliere di Sant'Alfio valeva 17 punti, quindi capite bene che si può fare la democrazia dando un peso specifico. Secondo qualcuno si può fare anche per censo la democrazia, però dice ma non è democrazia compiuta, uno vale uno in questo. Allora quelli dell'1 vale 1 hanno creato questa democrazia in cui uno di Catania vale 800, uno di Sant'Alfio vale 17. Noi siamo assolutamente contrari a questo sistema, ma chiaramente finché si sono dovute fare queste elezioni e chiaramente hanno creato delle sperequazioni in tutti i partiti. Non c'è un solo rappresentante della zona ionica, ci sono solo Vincenzo Silvestro e la signora Di Guardo Mariella della lista dell'MPA che hanno raggiunto gli ottimi risultati nonostante partissero da basi di voto ponderato molto basse. Perché poi l'organizzazione interna. Io mi auguro che in questi 3 anni entreranno per via degli scorrimenti, però è un problema oggettivo che c'è, quello dei territori, e che dobbiamo affrontare. Ecco, una soluzione può essere e deve essere assolutamente quella di restituire Antonio, siamo in chiusura, poi voglio fare parlare Cardillo del Vediamo la Sicilia come un laboratorio politico anche questa volta, con 2 variabili rispetto a quello dello scenario nazionale, che a livello nazionale si guarda la figura di Giorgia Meloni nell'ottica, oggi anche si parlava di un suo possibile secondo mandato, con le variabili dei partiti minori che diventano ago della bilancia. In Sicilia invece gli occhi sono puntati su Renato Schifani, abbracciato e osannato da tutti, ma Fratelli d'Italia ha dentro di sé delle doti, e lo dimostrano anche queste elezioni provinciali, che sono funzionali a mettere in campo argomenti validi. Quindi insomma attenzione, perché il quadro non è diciamo speculare a quello che sta succedendo in ambito nazionale. Cardillo, pensiero forte, cosa c'è dentro? Qua parla dei partiti, insomma, abbiamo parlato di democrazia, no? Si parla dei partiti. Tra l'altro ci sono delle interviste importanti, c'è anche il personaggio della Sozzara, Salvandò, che è proprio un personaggio della Sozzara, ex ministro, il sindaco Trantino, il presidente Calvagno, la premessa, la prefazione di Ignazio La Russa. No, del sindaco Trantino, ma al padre di Enzo, scusa, ho letto male. Qualche tempo prima. No, il libro celebra quello che è lo strumento essenziale per la democrazia per funzionare, cioè i partiti, tanto vituperati partiti. Se in democrazia non ci sono, la democrazia non funziona, perché è un meccanismo necessario il partito per trasmettere quello che è l'esigenza del cittadino, l'idea del cittadino, i valori del cittadino, le idee del cittadino all'interno dei palazzi delle istituzioni. Se i partiti non ci sono, ai partiti necessariamente deve sostituirsi qualcosa, ma quel qualcosa che si sostituisce, spesso comitati di interesse, non rappresentano i cittadini, rappresentano appunto degli interessi specifici, ed ecco perché probabilmente negli ultimi 30 anni in Italia ce la passiamo peggio di come stavamo prima. Quel sistema non funzionava. Non è tutti i torti, qua vi incontrate. Ma io condivido totalmente, esatto, infatti io condivido quello che sta dicendo, però visto che, io vorrei solo ricordare, visto che c'è stata la battuta prima sul partigiano, per me è un onore essere chiamati partigiani, se noi possiamo avere dei partiti un po' di democrazia è proprio grazie ai partigiani della Resistenza, permettetemi la battuta, perché... Sì, quelli non rossi, perché quelli rossi ci vogliono mettere al soldo di Mosca. Potrebbero continuare, dobbiamo interrompo. Evitiamo di riscrivere però la storia, c'è un pubblico di gente che ascolta, diciamo che la Resistenza l'hanno visto a Trieste. Guardi, la Resistenza è stata gran parte rossa perché ero al governo con Mussolini, quindi rivendicamoci la Resistenza rossa che lottava anche per l'uguaglianza e la libertà. Non abbiamo il tempo di riscrivere la storia adesso, quindi ci fermiamo. Grazie Alberto Cardillo per essere stato con noi, grazie per Paolo Montalto per essere stato con noi. Alberto Cardillo, coordinatore provinciale a Catania di Fratelli d'Italia.
Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana. Buonasera Grazie a tutte e Antonio, tutti. ci vediamo la prossima settimana con altri casi scottanti. Noi sappiamo già di che cosa dobbiamo parlare, però insomma non anticipiamo niente, lo faremo in settimana anche attraverso i nostri social, anzi chiedo alla regia di metterli in grafica così li vediamo tutti, li vedono anche i nostri telespettatori, la pagina Instagram e la pagina ovviamente Facebook del nostro Il Punto. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana a tutti.